Sostenibilità, rispetto per l'ambiente, design italiano, dal 1968. Epoca Spa, nebulizzatori, pompe a pressione e tutto per il giardinaggio vi dà appuntamento tutti i mercoledì alle ore 20 su Canale Italia 84 del digitale terrestre con Scratch, settimanale di ciclismo. Epoca Spa. Visita il nostro sito www.epocaspa.com. Gentili telespettatori, benvenuti al trofeo di Cardano. Siamo a Collepietra, nell'Alto Adige. Intanto natura e un po' di inverno e un po' di brina e tra poco anche un po' di nebbia. Giudici al lavoro, Ilenia Lazzaro qua con il trofeo Triveneto sbanchiamo. Insomma, il ciclocross è bello perché io quando vedo casacche, vedo dei corridori, insomma per me sono atleti e sono qualcosa di meraviglioso. Seconda tappa del trofeo Triveneto di ciclocross che ricordiamo quest'anno compie 40 anni, quindi veramente uno dei trofei più storici del panorama nazionale, con appunto la seconda uscita in Alto Adige dopo la tappa di apertura di Bolzano, gara tra l'altro anche che assegnerà i titoli provinciali per quanto riguarda appunto questa zona. Pronti via, questa è la sintesi della partenza degli junior, delle donne open, vale a dire elite e under 23 e delle fasce amatoriali. Quindi fascia 2 e fascia 3, una dolce sorpresa, ci sono gli organizzatori del Cardano che hanno veramente fatto delle cose importanti, un tracciato veramente rubato tra un po' di vegetazione e qualche sito industriale, insomma hanno saputo creare quelle alchimie giuste che bene fanno al trofeo Triveneto. Io dico il trofeo Triveneto ha fatto scuola da 40 anni, quando 40 anni fa nessuno sapeva cos'era il ciclocross oppure poco e niente, insomma si è fatto un ambaradan che oggi ha portato veramente ad altre espressioni. Non in ultimo nel Mastercross e anche il Giro d'Italia del ciclocross. Assolutamente sì, anche perché lo ricordiamo che senza l'attività regionale questi atleti non potrebbero correre tutte le domeniche, tutti i sabato. In questo caso il sabato si correva qui a Collepietra, la domenica invece l'appuntamento internazionale con la prima tappa del Mastercross Selle SMP. Dicevamo un percorso alla Svizzera molto bello, con saliscendi, con dei tratti da fare a piedi. Intanto la gara donne con Anna Oberparleiter, Matilde Bolzano, vediamo anche Elis Simeoni, vediamo tutte le ragazze che poi abbiamo trovato anche in gara in quel di Bolzano, mentre per quanto riguarda gli amatori che sono fascia 2 e fascia 3 abbiamo Perini, abbiamo Mariuzzo, abbiamo anche alcuni atleti dalla Slovenia come Mattias Kovac e via via poi tutti gli altri. Questo è Fabris con appunto vediamo anche Gianfranco Mariuzzo, insomma i grandi protagonisti di questa prima parte della stagione li troviamo anche oggi nella gara di Collepietra. Ecco, tante volte ho sempre detto, nella fascia amatoriale, fascia 3, si ricongiunge, lo vedremo da settimana prossima, nel prossimo weekend, con Clesse torna Zoppas e quindi torna il mitico duo Zoppas dal Grande. Questa è un'atleta che viene fuori dalla mountain bike, se non sbaglio. Sì, è Ania Bocchini al comando per quanto riguarda la gara delle donne con Paola Magnago, che anche lei è ritornata, Master Woman in questa categoria. Lei viene dall'enduro e qualche anno che si sta approcciando anche al ciclocross. Ecco, vuol dire che comunque il ciclocross d'inverno serve e anche questi qua che fanno altre discipline attinenti alle ruote grasse, insomma non è che hanno la puzza sotto il naso, partecipano. Assolutamente sì, gara uomini juniores con Perin, abbiamo visto Gioele Solenne, davanti anche Barazzuol, Franzin, Ferroni, Torcianti. Qui abbiamo dei ragazzi che durante l'estate fanno il mountain bike, alcuni invece corrono su strada, quindi veramente il ciclocross è propedeutico a entrambe le discipline del ciclismo. Intanto Giuseppin per quanto riguarda gli amatori della fascia 2 con Walter Polla e Luca Pellegrini, ma ancora davanti i ragazzi della Sportivi del Ponte con Fabrizio Perin e
Enrico Barazzuol, è stretto nella morsa Gioele Solenne in terza posizione, un po' più indietro vediamo Alvise Franzin con Lorenzo Ferroni e quindi Gabriele Torcianti con i ragazzi dell'Industrial Forniture Moro. Eccoli qua, li vediamo proprio alla spicciolata, poi tutti i ragazzi che stanno appunto passando in questo tratto in salita. Hanno Oberparleiter che lascia la comitiva delle donne, dietro la vediamo Carlotta Borello, una junior interessante, già lo scorso anno era andata molto molto bene, quest'anno è il secondo anno. Matilde Bolzana all'inseguimento è la terza assoluta con Ellis Simeoni subito dietro. Che ricordiamo, Ellis Simeoni il scorso anno era una donna, una master. Esatto, era campionessa italiana delle Elite Master Woman a meno di 25 anni e quindi ha fatto una ottima scelta, quella di mettersi in gioco per quanto riguarda invece la categoria delle Open, quindi delle donne Elite. Per quanto riguarda gli amatori della fascia 3 abbiamo visto già Gianfranco Mariuzzo che dobbiamo abituarci adesso a vedere appunto nella fascia 3, è passato di categoria quest'anno, mentre Paolo Perini con Mattias Kovac e Andreas Laner sono i primi tre degli amatori della fascia 2. E questo è l'atleta dell'UC 2000. Questo è Daniele Savio, anche lui ha cominciato da poco. Vediamo intanto Giuseppe Dalgrande che quest'anno appunto si trova in fascia 3, Gianfranco Mariuzzo, quindi una bella lotta anche per Giuseppe poi dopo Dalgrande. siamo abituati a vedere Dalgrande che poi carbura verso la quarta, quinta settimana, oggi lo vediamo un po' in difficoltà. Intanto vediamo Ania Bocchini con Paola Maniago, questo è il duello per quanto riguarda le Master Woman, mentre tra le junior Fabrizio Perin ha lasciato il gruppetto davanti, tallonato da Gioele e Solenne. Bello anche questo tratto con Lucia Pizzolotto, un'altra grandissima del ciclocross, è stata, lo ricordiamo per chi magari non è avvezzo alla storia del ciclismo femminile, anche campionessa italiana su strada delle donne elite, è stata un'atleta della nazionale azzurra proprio alla pari di Alessandra Cappellotto, di Mara Mosole e di via via tutte le altre. Questa è la bellissima rampa in salita con Fabrizio Perin, bici in spalla lì davanti, c'è anche Enrico Barazzuol, c'è Gioele Solene, quindi sono questi i tre che si stanno giocando appunto il podio di questa gara juniores, lo ricordiamo seconda tappa del trofeo Triveneto di ciclocross, quindi una lotta nella lotta con Gioele Solenne stretto nella morsa dei due atleti della Sportivi del Ponte. Subito dietro lo vediamo Alvise e Franzin con anche attenzione anche a Cristiano Martinelli e via via poi tutti gli altri della partita lì davanti, anche Davide Cancellier, mentre è già da sola Anna Oberparleiter. Una rampa che è mica da ridere. Io vorrei chiederti, ma è più facile, anzi sarebbe meglio portarla indosso a spalla o trascinarla? Trascinarla mi pare che facciano più fatica. Guarda, dipende molto dalle caratteristiche del singolo atleta. Mariuzzo lo vediamo che fa prima perché comunque ha una buona anche massa muscolare, tanto qualche scivolone in arrivo, mentre magari gli atleti un po' più mingherline come Matilde Bolzan fanno realmente fatica a portarla in spalla, quindi preferiscono appunto la Borello, che è scuola Fiorin, Che quindi sta andando alla grande. sta andando molto molto bene, la prende come va presa nel cross. Stessa cosa per Giuseppe Dalgrande, mentre vediamo appunto che questa curva è molto molto insidiosa perché più di un atleta sta scivolando. Anche Alice Simeoni la vediamo con la classica presa da crossista. A Fiorini farei una medaglia al valore perché non è soltanto la multidisciplina fatta in persona, lui veramente impersonifica quello che è il bello del ciclismo. Assolutamente sì, gli atleti passano dalla pista magari il giorno prima al ciclocross il giorno dopo, ha sfornato fior di talenti, siamo nella settimana del grande trionfo di Maria Giulia Confaglionielli agli europei in pista e di Alice Maria Zuffi nella tappa del Super Prestige, Detto, sono Ilenia, tutte e due, e l'avevo 2 detto, anni hai detto. e sono tutte e due casa Fiorina, vengono da Fiorina. Intanto la vittoria di Fabrizio Perin per quanto riguarda gli atleti juniores, in seconda posizione Gioele Solenne, staccato di 32 secondi, quindi in terza Enrico Barazzuol per appunto questo successo di squadra della Sportivi del Ponte. In quarta Alvise Franzin, quindi in quinta posizione Lorenzo Ferroni. La vittoria anche di Sergio Giuseppin per gli amatori della fascia 2 su Walter Polla e Luca Pellegrini. Questa è la vittoria invece di Anna Oberparleiter che vince qui a Colle Pietra su Matilde Bolzan e Ellis Simeoni in terza posizione. Carlotta Borello vince tra le donne juniores su Sara Fiorin e su Lea Becher, con Sofia Ricci in quarta posizione, mentre
andiamo ad attendere, intanto vediamo anche appunto tutte le ragazze giovani, juniores che stanno popolando questo trofeo Triveneto, attendiamo anche la vittoria di Gianfranco Mariuzzo per gli amatori della fascia 3. Che fisico che ha. È un grande fisico assolutamente, su Gabriele Fabris e Sante Schiro, segue Giuseppe Dal Grande e Mauro Locatelli. Ci manca solo le amatori e le donne master perché è una partenza abbastanza affollata con, eccola qua, la vittoria di Ania Bocchini su Paola Maniago e Lucia Pizzolotto in terza posizione. Un saluto anche alla quarta, Susan Tavella, anche loro una famiglia che ha fatto la storia del ciclocross. Con il podio però vedo la Bocchini che si diverte tantissimo, mi dà questa impressione, ha trovato forse un ambiente che a lei piace molto, con le premiazioni, Giuseppin, d'altronde anche lui memoria storica del trofeo, non soltanto, Mariuzzo ha fatto un po' la storia anche del ciclocross, insieme a lui però non scordiamoci Beppo Dal Grande che arriverà. È una saga, ma mi piace questa ragazza, porta un po' di colore e la cosa non guasta perché i musi lunghi non ci piacciono. Cari Lenia, tra poco al termine di questa gara manderemo anche delle EKZ, se vogliamo già presentarla, perché abbiamo detto oggi studio non se ne fa perché veramente abbiamo tante gare, abbiamo questi con le pietre, le KZ e poi dopo abbiamo Class, ma non lo sbroglieremo più avanti. Voglio dire, KZ, ci hai fatto questa sorpresa. Sì, abbiamo anche la seconda tappa delle KZ, il circuito internazionale in Svizzera, che coincide con la tappa di Coppa del Mondo di Berna, quindi una bella chicca che quest'anno seguiremo perché grazie anche alla collaborazione che ho da tanti anni con Christian Rocha, quindi poi gusterete anche un po' quello che è stata la Coppa del Mondo a Berna, la prima uscita europea di Coppa del Mondo dopo le 2 tappe in America. Intanto sono partiti gli amatori della fascia 1 e gli elite, ovviamente prima gli elite, poi gli amatori della fascia 1, anche qui c'è una bella nebbia. E ricordiamo tra l'altro quest'anno il Trofeo Triveneto ha fatto una prova di orari mettendo le categorie giovanili alla fine, quindi andremo a vedere poi secondo me hanno fatto bene, sai? A fine poi tra l'altro vedremo. Partita, anche perché sono moltissimi gli atleti delle categorie giovanili, quindi danno anche visibilità e guardano poi anche le gare precedenti, cosa che invece quando sono all'inizio e a mattina inoltrata poi metà vanno a casa, quindi è anche carina. Tanto la nebbia veramente molto molto folta con Martino Fruet. Sembra di essere a Monteprat. Sì, infatti, sembra anche a me di essere a Monteprat, quell'italiano. Martino Fruet con Pippo Fontana, rientrato, quest'anno farà il cross, lo vediamo che è già molto molto anche attivo, aveva già vinto in quella di Bolzano, e Marco Ponta. Questi sono i primi 3 per quanto riguarda gli Open. Ecco, io sempre menzione particolare la farei non soltanto a Gottardi, che l'abbiamo visto, che è ancora lì bello, pimpante, ma Martino Fruet è colui che sta accompagnando questo trofeo già da tanti anni, lo fa esattamente col cuore dei bambini. Abbiamo detto veramente lui ha una marcia in più perché è il prototipo della positività, della gioia di poter fare delle cose, mai una critica, si diverte, insomma come è giusto che sia, Ilenia, perché è un po' troppa spocchia, vedo che attraversa non soltanto il Trofeo Triveneto, anche un poco scollegata rispetto ad altri anni. A me questo spiace, noi abbiamo fatto uno sforzo, ringraziamo Baichan anche che ci ospita con queste gare, perché le gare forse chi ha passione, chi ha anche un po' di intelligenza non va a racchiudersi su quelle del campanile, perché ce ne sono tante gare veramente del campanile. Io credo che, ma per rispetto anche al Cardano, ma a tanti altri, si smazzano tanto, 20-25 giorni di lavoro a tempo pieno per creare un percorso e ospitano degli atleti che comunque tantissimi hanno fatto la storia e l'abbiamo visto e li stiamo raccontando. Tanti la potrebbero fare, la potrebbero ancora raccontare. Tra l'altro parliamo comunque di una gara il sabato, il giorno prima di un appuntamento internazionale che ha fatto quasi 300 partenti, quindi veramente ma raccontiamo nuova che organizzazione. Il giorno dopo c'è Class, il giorno dopo c'era Class, quindi comunque i due, molti hanno fatto il doppio appuntamento. Intanto vediamo anche appunto che dietro a Fontana, Fruet e Ponta c'è Andrea Martinelli, c'è il duo della Sportivi del Ponte, Cover e Pederiva passato tra l'altro quest'anno tra gli under 23 assieme a Marco Gazzola, un altro atleta interessante che sta crescendo negli anni. Fascia 1 Master con Carmine Del Riccio, dietro dalla Slovenia Matej Kravos con Franz Wieser con Diego Lavarda, immagini bellissime. Leggenda, da leggenda. E guardate che bel percorso, questa è un'organizzazione
un'organizzazione nuova, un'organizzazione molto rodata nel mountain bike. Per il primo anno si mette appunto organizzare nel ciclocross e tira fuori un percorso a 1200 metri molto simile a quello che si trova in Svizzera, che si trova nelle gare storiche appunto in Svizzera. Intanto Filippo Fontana è partito e ha lasciato la compagnia di Martino Fruet, che non riesce come a Bolzano a tenere il passo del più giovane antagonista. Lo ricordiamo, potrebbero essere padre e figlio. In terza posizione Marco Ponta, ma attenzione perché c'è la grandissima rimonta da dietro di Andrea Martinelli, un altro ragazzo che negli anni, grande talento da junior, si è un po' perso, si sta un po' ritrovando anche per quanto riguarda gli under 23. Intanto vediamo il passaggio anche di Marco Gazzola, un altro ragazzo innamorato del ciclocross, con Simone Pederiva che quest'anno ha avuto a mio avviso l'annata migliore per quanto riguarda anche il mountain bike, è stato anche convocato in Coppa del Mondo in Val di Sole appunto di cross country, mentre Carmine Del Riccio davanti con un buon margine di vantaggio nei confronti di Matej Kravos. Questi atleti sloveni che purtroppo non hanno un calendario nutrito, perché quest'anno la Slovenia ha fatto un passo indietro rispetto agli altri anni, invece di avere 7-8 gare ne ha 3, e quindi vengono spesso a fare il trofeo Trivento, vengono a fare il Mastercross, vengono a fare il Giro d'Italia, quindi comunque diamo ospitalità anche a questi atleti della Slovenia che vogliono fare il cross. Ecco, la bellezza è bellezza, Elenia, il ciclismo e soprattutto la gente che popola il ciclismo deve fare un passo, diciamo, avanti. La mostra del cinema di Venezia ci insegna che guardando un film devi premiare non soltanto i dialoghi, ma la fotografia, tutto quello che concerne un evento multimediale. Ecco, noi in questo non facciamo di tutta un'erba un fascio, basta che si veda. Abbiamo visto delle immagini che le vedo io anche in questo momento in diretta, veramente da capolavori della fotografia del cinema. Ma guarda, il ciclocross Questo vuol si dire presta, qualcosa, come Obiliani per le foto. Sì, il ciclocross si presta a questa, perché comunque sono gare corte in un circuito, molto spesso c'è anche questa caratteristica principale che può essere appunto il maltempo piuttosto che il fango, quindi anche si avvicina molto al ciclismo epico di una volta che adesso va tanto. Ed è molto molto bello e a mio avviso merita molta più visibilità di quella che ha, anche di telespettatori. Intanto Filippo Fontana prende e va, abbiamo già detto ha un buon margine di vantaggio nei confronti appunto di Martino Fruet, perché comunque è molto molto spettacolare ed unisce tutte le caratteristiche dello sport, perché per andare forte nel ciclocross bisogna andare forte a piedi, bisogna andare forte in bici, bisogna saper guidare tantissimo, bisogna, come ho detto qualche giorno fa, essere un atleta, ma non solo, anche essere lucido per 50 minuti, perché tu devi prendere delle decisioni da un momento all'altro, da una curva all'altra cambia tutto, non è come su strada o in mountain bike comunque che hai il tempo di ragionare, qui cambia tutto, per assurdo è più simile al downhill che non al ciclismo su strada, perché tu da un momento all'altro può succedere che fuori, può succedere che cambi strategia, devi decidere di entrare al box piuttosto di non entrare. I pneumatici troppo gonfi, troppo sgonfi, quindi c'è veramente tutto un insieme di cose, e non dare la giusta visibilità è come non dare la stessa visibilità ai 100 metristi piuttosto che ai maratonetti, ed è una cosa sbagliatissima. Intanto ho visto Cover, mi è piaciuto tanto. Tanto questa rampa molto molto bella, alla faccia della Svizzera, mi pare un po' la rampa un po' più corta delle bandine, non so se ti ricordi, quella rampa tremenda che veramente ha messo in difficoltà però tutti. diciamo che nei percorsi in Svizzera sono così, molti percorsi dell'internazionale di Svizzera hanno questi muri molto difficili da fare a piedi. Sì, ma li hanno cercati, li hanno trovati gli organizzatori, non è che ma li hanno cercati, l'attenzione. L'attenzione ci sta, questo siamo in una zona montana, quindi ovviamente a 1200 metri, tra l'altro anche nebbia e non caldissimo, ecco, quindi veramente una bella giornata di ciclocross, bellissime queste immagini. Intanto Carmine Del Riccio davanti per quanto riguarda gli amatori della fascia 1, con Matej Kravos subito dietro, e vediamo Franz Wieser in terza posizione. Intanto gli allievi, gli esordienti che si stanno scaldando per la gara dopo, e questa è la vittoria di Filippo Fontana, sempre più leader del trofeo Triveneto di ciclocross, quindi dopo Bolzano la doppietta, quindi
qui a Colle Pietra. In seconda posizione a 45 secondi, chapeau per Martino Fruet, non può farci niente. Quasi si scusa, no? Quasi Scusate, si scusa, ma insomma è sempre un grande che interpreta veramente alla grande queste gare. Grande rimonta di Andrea Martinelli in terza posizione, secondo anche degli under. In quarta Marco Ponta, quindi in quinta arriva anche Leonardo Cover, questi sono tutti under, tranne Ponta appunto che è elite. Marco Gazzola in sesta posizione, in settima Simone Pederiva, che ha anche tempo di fare una derapata, quindi Alberto Cudiccio, Marcello Merlino e Alvarez Franco Adaos. Questo gioca in casa. Invece è Carmen Del Riccio che gioca in casa e che vince per quanto riguarda gli amatori della fascia 1. In seconda posizione Matej Kravos del TuS Team dalla Slovenia. Eccolo qui Matej, che non ha un fisico da crossista, però va sempre molto molto forte. In terza posizione Franz Wieser, un atleta nuovo che normalmente fa mountain bike, quindi Diego Lavarda, Leopoldo Santa Croce, Andrea Pirazzoli, Luca Falcomatà, Ivan Pasa, Luca Sandonà e Matteo Francesconi. Questo è il componimento delle fasce amatoriali, per cui voglio dire, podio con un Filippo Fontana, ricordiamo il suo Apa Alessandro, un mito è stato per quanto riguarda il ciclocross, categorie giovanili, esordienti, uomini e donne, quindi a tutta. Esordienti del secondo anno, non esistono ovviamente gli esordienti al primo anno nel ciclocross perché passeranno dal 1 gennaio e un buon numero di partenti anche qui col campione italiano Matteo Gambelloni in maglia tricolore e anche un buon numero di ragazzine nonostante la giornata scolastica. E io direi, guarda, fossi ministro dell'istruzione, a tutti coloro che vanno a praticare sport darei un 10, così, soltanto perché praticano sport. Ne abbiamo parlato tante volte, chi pratica sport non toglie niente alla scuola, anzi l'arricchisce. Assolutamente sì, sono d'accordo con te. Intanto davanti Stefano Sacchet con Hannes Becher, atleta con la mountain bike, lo ricordiamo nelle categorie giovanili, si può anche partecipare, scegliere se usare la bici da cross o approcciarsi alla mountain bike. Dietro Gambelloni con Mattia Furlan e con Lorenzo De Longhi, via via poi anche Eric Manfè e tutti gli altri protagonisti di questa giornata che, ultima gara in programma, anzi penultima, vedeva la nebbia leggermente alzarsi. Io dico sempre che questi ragazzi sono un po' il futuro del ciclismo, il futuro del ciclocross, vorrei poi dopo vederli. Adesso abbiamo anche un Brian Olivo che sta facendo grandi cose da junior, speriamo che continuino, insomma, perché questo è un valore aggiunto per il movimento. Assolutamente un valore aggiunto, sono atleti multidisciplinari che vanno forte su strada, vanno forte nel cross. Intanto Anna Auer del San Lorenzen con Anita Baima, con Bianca Perosini, Virginia Iaccarino, insomma sono queste le ragazze protagoniste per quanto riguarda le donne esordienti. E intanto siamo già all'arrivo appunto di questa seconda tappa con la volata tra Hannes Bacher e Stefano Sacchet, alla meglio con la mountain bike tra l'altro Hannes Bacher, in seconda posizione Stefano Sacchet, quindi Mattia Furlan a completare il podio, segue il campione d'Italia Matteo Gambelloni in quarta posizione, in quinta Eric Manfè, eccolo qui, atleta del Bannia, in sesta Lorenzo De Longhi, quindi Davide Valentini e Davide Sannin. La vittoria tra le donne di Anna Hauer su Anita Baima, che fa un arrivo un po' particolare, e Bianca Perusin sfinitissima in terza posizione, che salutiamo perché è una grande telespettatrice di Scratch. Quindi Virginia Iaccarino e Andrea Brugger, queste sono le prime 5 per quanto riguarda le donne esordienti. Benissimo, adesso dovremmo arrivare con il gran finale, abbiamo intanto vedere il podio di giornata, il gran finale con gli allievi, hanno rimescolato un po' tutto, non si chiude più con gli elite e credo che sia un esperimento anche da tenere insomma sott'occhio, perché insomma si crea anche più pubblico e addirittura i giovani, partecipando dopo, possono rubare un po' di mestiere da coloro che hanno più esperienza. Sono partiti gli allievi al primo e adesso al secondo anno e poi le donne. Tanti numeri, nonostante appunto ci sia poi il giorno dopo la prima tappa del Mastercross LSMP, quindi mancano anche alcuni. Ma scusami Lenia, parliamo una volta, bisognava veramente per i ragazzi fare 700-800 km. Ma oggi io sono contento che ci siano tante gare anche un po' a macchia di leopardo su tutta l'Italia.
ma era questo che volevamo, è questo che sta funzionando. Dovremmo tutti inneggiare veramente alla gioia che d'inverno si può praticare sport e si può praticare lo sport che uno preferisce. Gli appassionati di ciclismo credo che non debbono altro che gioire di tutti questi calendari. Beh, sicuramente se andiamo a vedere i numeri, quando poi ti trovi ad avere in una gara magari con altre concomitanze, quindi con delle assenze, già 100 atleti per categoria, vuol dire che poi i campionati italiani te ne trovi veramente 200 per categoria, quindi anche i campionati italiani probabilmente si dovrà dividere come lo scorso anno, gli allievi al primo anno dagli allievi al secondo anno. E siamo già all'arrivo. La vittoria per quanto riguarda gli allievi al secondo anno di Eros Cancedda su i due fratelli Gaglio, Alessandro Gaglio e Filippo Gaglio, con Andrea Dallago in quarta posizione e in quinta Fabio Bassignana. Intanto vediamo appunto, questo è il ciclocross, Certo. ci si aiuta sempre fino alla fine. La vittoria tra gli allievi al primo anno di Ettore Pra su Alessandro Perracchione, Alessandro Mario Dante, Alan Zanolini, Matteo Fiorin, e tra le donne Beatrice Fontana, la campionessa d'Italia, su Lucrezia Braida, Sofì Auer, Rebecca Pavanello e Leni Marie Radmüller. Quindi Questi questo sono è i il primi componimento delle gare giovanili riservate alle allieve, questo è il podio. Diamo la linea alle KZ Leni e poi dopo torniamo e andiamo a vedere il Mastercross che esordisce a Cles con il Gran Premio del Melo. Insomma, tantissima roba e adesso le KZ l'hai voluta tu. Assolutamente sì. Bottom of the morning, Lam. Radio Media Farming and Farm, the Gator. Hop, Summer, hop, 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 hop. Hop, hop, hop. Amici di Scratch e amici di Bike Channel, bentornati con il grande ciclocross da Cles, prima tappa del Mastercross Selle SMP internazionale. Con la sintesi andremo sulle categorie
UCI, prima gara in programma, quella dedicata agli juniores al maschile, Mastercross, che anche quest'anno presenta 5 tappe nel nord Italia, tutte internazionali. Questa è la prima vera gara internazionale di quest'anno, appunto sul territorio italiano. Poi avrete la possibilità anche di vedere a Jesolo la tappa del Giro d'Italia di ciclocross, e poi via via tutte le altre tappe del Mastercross già dal 17 di novembre, con l'appuntamento di Saccolongo a 40 anni dopo il campionato del mondo. Intanto, per quanto riguarda gli juniores, Brian Olivo, partito molto molto forte, sta cercando di andare a staccare tutti gli altri. Dietro di lui Gabriel Fede, quindi attenzione anche agli atleti che non erano presenti in Coppa del Mondo a Berna, come Cristian Caligaro, come Gioele Solenne, come Matteo Siffredi, come Valentino Nadalutti. Un percorso, quello di Class, completamente rivisitato rispetto agli anni scorsi. Il Melo Cup, quindi anche all'interno dei meleti, li vediamo appunto ben raffigurati in queste immagini della nostra troupe, con i meleti a fare un po' da trade union rispetto alla partenza e all'arrivo, non più nella zona del velodromo di Class, ma comunque molto molto vicino. Un percorso fangoso, ma per queste categorie che hanno corso al pomeriggio il terreno si era notevolmente asciugato, quindi una gara anche molto molto veloce per gli atleti della categoria juniores. Organizzazione a cura della Trentino Cross della famiglia Leonardi, ed eccolo qui Brian Olivo di P66 Giant Team, la squadra di Daniele Pontoni, dietro Cristian Calligaro della KTM Alchemist Seles MP, quindi un gruppetto con Gioele Solenne, con Fede, con Torcianti, con Siffredi, Nadalutti, con Cecchi e con Perin. Quindi Brian Olivo molto molto anche coraggioso nell'affrontare già da solo dalle prime tornate questo percorso. Dietro lo vediamo Calligaro che lo punta e cerca di andare a colmare il gap, quindi in terza posizione Gioele e Solenne, già leggermente staccati gli inseguitori, quindi sarà interessante anche andare a vedere l'atleta della DP66 se riuscirà a mantenere un ritmo così alto per i 40 minuti di gara. Olivo, che lo ricordiamo, un palmarès nella sua giovanissima carriera, che vede già 2 titoli tricolori nel ciclocross e un titolo tricolore su strada quando era giovanissimo. Dietro Calligaro con Gioele Solenne all'inseguimento, sono punti importanti, prima gara internazionale in Italia, quindi primi punti internazionali UCI anche per queste categorie, ed è appunto fondamentale tra l'altro anche riuscire a piazzarsi davanti. Lo ricordiamo, il CT Fausto Scotti non era presente in quanto questa gara era in concomitanza con la tappa di Coppa del Mondo di Berna, ma c'è stato appunto c'erano i suoi collaboratori, perché siamo a 3 settimane dai campionati europei di Silvelle, e quindi questi atleti si stanno giocando anche le loro carte per vestire la maglia azzurra in questo primo appuntamento internazionale proprio in terra veneta in Italia. Intanto dietro andiamo a vedere un po' anche con queste bellissime immagini questo ponte artificiale molto alto, uno dei ponti anche più alti del calendario italiano. Si è cercato di andare a rubare un po' dal nord Europa alcuni tratti tecnici, e la lotta ancora tra Olivo, Calligaro, Solenne, Siffredi, dietro Nadalutti con Torcianti, abbiamo anche Cecchi, via via Perin, via via poi tutti gli altri. Una gara corsa a ritmi altissimi, il sole ha fatto un po' capolino dopo una mattinata di pioggia che ha visto appunto in gara le categorie giovanili con dei numeri altissimi, specialmente nella categoria allievi, tanto che si sono dovute sdoppiare le gare per i primi anni, per i secondi anni, e poi in gara poi anche le categorie master che hanno aperto un po' questa giornata, una giornata di grande sport che ha visto circa 500 atleti appunto contendersi la prima
maglia di leader del Mastercross Selle SMP. Come abbiamo detto, saranno 5 le tappe. Prossimo appuntamento 17 novembre in quel di Saccolongo, provincia di Padova, quindi la triade di dicembre, con il 1° dicembre l'internazionale al Parco Increa di Brugherio, l'8 dicembre con la classica di Faedio d'Erzo dell'Immacolata e chiusura poi la settimana dopo a Vittorio Veneto per l'ultima tappa che assegnerà appunto la leadership finale generale di questo circuito che compie quest'anno 6 anni di età, quindi un circuito che sta crescendo. La gara di Class è già presente in questa challenge da qualche anno, ci sono delle gare nuove che sono entrate come quella di Saccolongo appunto per questo anniversario dei 40 anni dal famoso e temerario campionato del mondo che vinse Vito Di Tano con un fango terribile. Intanto c'è fango, ma diciamo che è anche abbastanza fattibile la gara di Brian Olivo, dietro ancora Cristian Calligaro con Gioele Solenne. Non sono tanti secondi che distanziano Olivo dai due inseguitori, circa una quindicina, quindi l'atleta della DP66 deve spingere a fondo proprio fino alla fine di questa gara. Lo ricordiamo, gli juniores corrono su 40 minuti di gara. Eccolo qua Olivo affrontare questa rampa a piedi con Daniele Pontoni che costantemente segue gli atleti in bicicletta proprio a bordo percorso, anche per dare indicazioni. Lo ricordiamo per chi si approccia al ciclocross per la prima volta: nel cross non si usano ovviamente le radioline, quindi è fondamentale avere anche i feedback dei tecnici a bordo strada. Possono dare appunto le distanze cronometriche, possono dare delle indicazioni su una traiettoria piuttosto che un'altra. Poi parliamo comunque di Daniele Pontoni, che è stato veramente l'idolo del ciclocross degli anni 80 e 90. Intanto eccolo qui, lo vediamo Brian Olivo affrontare la finish line con questa vittoria, la prima di questa stagione. Quindi Brian Olivo di P66 Giant Team chiude in prima posizione. In seconda, proprio nel finale, Cristian Calligaro della KTM Alchemist Selle SMP Dama conquista la seconda piazza e riesce a staccare il compagno ormai di fuga, perché hanno fatto gara 2 per parecchio tempo. Eccolo qui, Gioele Solenne del team Bramati, un'altra squadra guidata da un altro grandissimo del ciclocross, vale a dire Luca Bramati. Intanto eccolo qui, Gioele Solenne in terza posizione, distanziato di 28 secondi. Questo a significare appunto l'alta velocità tenuta da questi atleti. In quarta posizione il compagno di colori Matteo Siffredi, distanziato però di 52 secondi, quindi Siffredi diciamo che ha fatto buona parte della gara un po' a bagnomaria tra il terzetto e gli inseguitori dietro. Chiude eccolo qui Matteo Siffredi all'arrivo, chiude in quinta posizione Valentino Nadalutti, portacolori del James Bike Team di Buia, società che organizzerà anche la tappa del Giro d'Italia di ciclocross del 3 di novembre. Quindi eccolo qui, lo vediamo arrivare Nadalutti, che ha tempo anche di derapare in partenza. Quindi sesta posizione per Fabrizio Perin, Sportivi del Ponte, società che organizza anche il ciclocross del Ponte, l'8 a Faedio d'Erzo, tappa del Mastercross. Dopo di Perin vediamo Gabriel Fede, Filippo Cecchi e Gabriele Torcianti, con Edoardo Tagliapietra della Libertas di Scorzè, che chiude la top 10 di questa gara internazionale. Precede a sua volta Enrico Barazzuolo. Andiamo a sentire il grande protagonista di giornata. Brian, buona la prima. Juniores al primo anno, la musica non cambia rispetto allo scorso. No, diciamo che mi sto trovando molto bene con questa nuova categoria. Sto cercando di fare del mio meglio e sono molto contento. Se dovessi scommettere per un tuo domani, strada o ciclocross? Magari anche tutti e due, non si sa mai, però per adesso preferisco il ciclocross. Seconda gara in programma nelle highlights di questa prima tappa del Mastercross Selle SMP, le donne Open, vale a dire donne Elite, donne Under 23, donne Juniores. Anche qui, nonostante la concomitanza con la Coppa del Mondo, un buon parterre, soprattutto un parterre di qualità, con anche l'unica
atleta elite italiana ad aver vinto quest'anno una tappa del Giro d'Italia di ciclocross, vale a dire Letizia Borghesi che corre in casa. Essendo lei e la sorella Giada di Claes, non è al via purtroppo Elena Leonardi, figlia di Paolo Leonardi, del comitato organizzatore. Facciamo in bocca al lupo a Elena perché rientrerà prossimamente da un infortunio. Intanto la gara delle donne vede appunto Letizia Borghesi davanti con Asia Zontone, con la Grillo, con la Fede, c'è anche Anna Oberparleiter, pluricampionessa di mountain bike, specialmente nella specialità dell'Eliminator. La Borghesi davanti con la Zontone, con la Fede, c'è anche Alessia Bulleri, c'è Marta Zanga, e attenzione perché qui c'è una lotta nella lotta, perché la classifica ovviamente è assoluta per quanto riguarda la gara singola, ma per quanto riguarda il trofeo Mastercross Selle SMP ci saranno due le maglie da assegnare, quella delle donne elite e quella delle donne juniores. Questi meleti che si stanno asciugando e il fondo che ormai è diventato più colloso ma comunque molto molto veloce, un cadeau anche a Matilde Bolzan, grande atleta azzurra della nazionale di triathlon cross, atleta che d'inverno prepara la stagione di triathlon proprio con il ciclocross. Elis Simeoni che quest'anno ha deciso di passare, scelta coraggiosa la sua vista la giovane età, elite, dopo aver vinto praticamente tutto nelle categorie master, e davanti però fanno sul serio con Letizia Borghesi, con Asia Zontone subito attaccata dietro, con la Bulleri, con la Fede e la Oberparleiter, quindi ritmi molto molto alti per questo primo giro. Si cerca ancora una selezione che ovviamente gioco forza avverrà poi con il passare delle tornate. Borghesi che continua, nonostante anche un brutto raffreddore che l'ha tenuta anche ferma questa settimana dagli allenamenti più impegnativi, ma ci tiene a fare bene in casa, continua davanti a spingere. Per quanto riguarda le junior, attenzione a Carlotta Borello che si sta comportando molto bene nelle ultime gare che abbiamo commentato. Attenzione ovviamente anche a Giada Borghese, anche lei corre in casa, la sorella minore di Letizia. Questo è il tratto, la rampa da affrontare a piedi, con davanti ancora Borghesi ed Asia Zontone. Vediamo che comincia a definirsi un piccolo distacco nei confronti di tutte le altre, con la Fede, con Anna Oberparleiter e soprattutto con Alessia Bulleri, un'altra ragazza che quest'anno ha deciso di optare durante la stagione estiva su strada, proprio come Alice Maria Arzuffi, grande protagonista dell'ultima tappa di Super Prestige, che ha vinto con questa storica doppietta Arzuffi-Lechner, due atlete italiane nei primi due posti del Super Prestige. Anche la Bulleri d'estate corre su strada, quest'anno ha corso per una squadra spagnola, mentre d'inverno è sempre una grandissima protagonista per quanto riguarda il ciclocross. La lotta interna in questa gara tra le junior è tra Carlotta Borello e Risa Rumac. Attenzione, abbiamo detto anche a Giada Borghesi e a Nicole Pesse, e intanto davanti fanno gara 2, ma cerca l'allungo Asia Zontone, anche lei coraggiosissima, una ragazza giovanissima, un under 23, lo ricordiamo, i prossimi campionati europei che si terranno a Silvelle il 10 di novembre. Le donne juniores avranno una loro gara staccata proprio dalle donne under e dalle donne elite, quindi ovviamente tutte queste atlete stanno cercando di ben figurare in questo appuntamento internazionale per poter cercare di guadagnare la maglia azzurra in quella di Silvelle, il primo grandissimo appuntamento appunto a livello internazionale. Intanto la lotta la vediamo Alessandra Grillo che si sta portando in quinta posizione, con la Fede subito dietro, il duo della Stella Itala Guerciotti. Questa invece è Giada Borghesi, che è la seconda per quanto riguarda le donne juniores, ma che si sta comportando molto molto bene anche in ambito internazionale con questa classifica assoluta. Ed eccola qua Asia Zontone che quest'anno ci teneva a partire forte, la sua squadra, la James Bike Team di Buia,
le ha fatto fare anche attività internazionali all'estero, hanno corso nelle prime gare internazionali in Repubblica Ceca e in Svizzera. Dietro si forma un duo composto da due elite, vale a dire Anna Oberparleiter e Letizia Borghesi, quindi abbiamo visto Carlotta Borello, questa è la Grillo e con la Fede, ma attenzione perché in mezzo c'è anche Alessia Bulleri, quindi vediamo se dietro si guarderanno e tira tu che tiro io, la Zontone molto molto coraggiosa, magari va a guadagnare anche secondi preziosi. Intanto Oberparleiter all'inseguimento, dietro la vediamo fatica molto in questo tratto la Borghesi, sorpassata anche da Alessia Bulleri, mentre Carlotta Borello la vediamo un po' bagnomaria in quinta posizione assoluta. È comunque la prima delle juniores. La Borello che ha già preso infatti la Letizia Borghesi, che si è staccata e non riesce a tenere il ritmo di Anna Oberparleiter e di Alessia Bulleri, che stanno cercando di cucire il gap nei confronti di una scatenatissima Asia Zontone, giovanissima, non ha timori di anzianità nei confronti delle atlete anche forse più quotate nella gara di oggi. Un nome nuovo, ci piace raccontare appunto le gesta di queste atlete che non hanno paura e che si lanciano all'inseguimento. Lo ricordiamo sempre che il ciclocross è una gara, specialmente per queste atlete, di 40 minuti completamente fuori soglia, una gara dove è importante anche essere lucidi e capire il momento giusto per attaccare. Ci vuole anche un pizzico di fortuna, ci vuole tanta gamba, ci vuole tanta tecnica. Intanto la Borghesi Giada all'inseguimento di una scatenatissima a sua volta Carlotta Borello, che a sua volta tiene anche le ruote di Anna Oberparleiter e di Alessia Bulleri, mentre ancora la vediamo la Zontone impegnata in questo tratto anche abbastanza semplice di pianura. Qui siamo nella discesa che porta verso l'ultimo tratto finale, una discesa anche abbastanza impegnativa da affrontare, quindi il passaggio sotto il ponte, le due tavole da saltare e questo ponte altissimo che ha contraddistinto poi veramente l'ultimo tratto di questo Gran Premio, il Melo Cup. Lo ricordiamo, prima tappa del Mastercross Selle SMP, e con le telecamere fisse andiamo appunto a vedere anche la contentezza e la gioia di Asia Zontone. Asia Zontone non ci crede nemmeno lei, conquista la sua prima vittoria tra le donne elite, una gara internazionale, la prima tappa del Mastercross, ed è la nuova leader per quanto riguarda le Open. In seconda posizione, dopo una lotta serrata veramente giro dopo giro, Alessia Bulleri conquista la seconda piazza, distaccata di 32 secondi, quindi Bulleri in seconda posizione, Merida Italia Team la sua squadra, quindi in terza posizione hanno Oberparleiter Team Lapierre Trentino Alé a 40 secondi di distacco. In quarta posizione assoluta, eccola qua, la prima delle donne juniores, Carlotta Borello Cicli Fiorin, una squadra che ha visto veramente nascere e crescere tanti talenti come Maria Giulia Confalonieri, come Alice Maria Arzuffi, e ora vediamo appunto e applaudiamo il successo di Carlotta Borello. In quinta posizione assoluta una donna open, vale a dire Alessandra Grillo, quindi in sesta l'atleta di casa, grande protagonista, lo ricordiamo al Giro d'Italia, Letizia Borghesi. Eccola qua, Letizia Borghesi un po' affranta perché forse ci teneva a vincere questa tappa, la vediamo appunto molto affranta, anche un po' arrabbiata. In settima posizione Nicole Fede, quindi Matilde Bolzan, Letizia Motaldi. Seconda junior è Giada Borghesi, terza junior allo sprint Elisa Lumac su Nicole Peste. Sentiamo le protagoniste. Carlotta, buona la prima. Sì, è andata benissimo, non me lo aspettavo neanch'io perché era una gara molto dura e poi io col fango non me la cavo tanto bene perché non ho tanta tecnica, però sono riuscita, non so come ho fatto. Beh, intanto complimenti. Asia, io non so cosa dire, non dirlo a nessuno, però un po' ti favo. Grazie, anch'io non ci posso credere, non me l'aspettavo assolutamente, non so come io abbia fatto ad andare via così bene, però sono molto contenta. Può essere che il tuo fisico gracile abbia un po' galleggiato in questo fango che era un po' particolare. Sì, dai, però diciamo che ci voleva anche abbastanza forza qua oggi e tanta tecnica, infatti sono contenta di non aver sbagliato granché.
Ultima gara in programma, il grande clou degli Elite e Under 23, anche qui abbiamo dei pezzi da 90 con Cristian Cominelli, due fratelli Samparisi, Martino Fruet, una storia per quanto riguarda il fuoristrada, Filippo Fontana che si sta comportando veramente molto bene nelle ultime gare a cui ha partecipato. Lo ricordiamo, l'anno scorso Fontana non aveva corso il ciclocross, passato con il gruppo sportivo dei Carabinieri. Quest'anno punta a far bene da Under 23, da secondo anno Under 23, lui che appunto è stato un grande per quanto riguarda interprete della specialità nelle categorie giovanili. Intanto un po' di intruppamento per i numeri comunque in questo tratto tecnico, con una rampa e con una contropendenza, con i due fratelli Samparisi, con Marco Pavan, con Filippo Fontana, Emanuele Uez, Pescarmona, Ponta, Fruet, Stefano Sala, i grandi protagonisti delle gare che abbiamo raccontato e che avete visto appunto fino adesso. Lo ricordiamo, all'inizio di questa stagione, ci sono ancora almeno 4 mesi buoni di grande ciclocross da commentare e appunto da far entusiasmare tutte le persone che si stanno approcciando, perché i numeri parlano chiaro a questa disciplina, che è un'ottima alternativa invernale non solo per il ciclismo su strada, non solo per il mountain bike, l'abbiamo visto, l'abbiamo detto prima, anche per il triathlon, anche per chi è un po' tiepido e ha voglia di provare qualcosa di diverso. Questa adrenalina pura sia da spettatore o telespettatore che da ovviamente partecipante, ed è il bello un po' anche di questa disciplina. Intanto Samuele Leone che manca ai box la sua bicicletta, non riesce a trovare appunto il suo cambio. Sono le prime gare e ovviamente ci sta. Intanto Filippo Fontana con il trio della KTM Alchemist, abbiamo visto anche Pavan, abbiamo visto Fruet, Ponta, Cristian Cominelli, non partito benissimo oggi Cristian Cominelli, Fabio Zampese e via via tutti gli altri atleti, Luca Cibrario la cui famiglia organizzerà la settimana prossima la tappa del Giro d'Italia di ciclocross in quel di Cantoria a Torino. Intanto questa bellissima immagine dei Meleti, il Melo Cup, appunto perché quest'anno, lo ricordiamo, il percorso è stato completamente rivisitato rispetto agli anni scorsi, con dei tratti che si avvicinavano un po' di più alle varie caratteristiche dei percorsi internazionali. Filippo Fontana scatenatissimo con Nicolas Samparisi alla sua caccia. Ci tiene Filippo a fare il tris dopo le 2 vittorie del Trofeo Trivento di ciclocross in quel di Bolzano e con le Pietra. Stefano Stala guida il gruppetto inseguitore con, abbiamo visto tutti gli altri, tra cui Cibrario, tra cui Pescarmona, tra cui Lorenzo Samparisi e Emanuele Uez, che fanno un po' da stopper per favorire appunto Nicolas Samparisi che ha vinto quest'anno anche il Regno di Sardegna di mountain bike, che dopo aver corso tanti anni da professionista su strada si è approcciato al mountain bike delle lunghe distanze. Intanto vediamo la rimonta che comincia di Cristian Cominelli, che piano piano sta recuperando posizione. Ha già preso il gruppo di Cibrario, ha preso il gruppo di Lorenzo Samparisi, mentre qui in questo tratto molto divertente intanto ci stanno anche le prime noie meccaniche, con Cover costretto bici in spalla ad andare ai box. Intanto ancora il gruppetto fa un po' il tira e molla, quindi ci si ricompatta, poi ci si stacca, insomma è uno scatti e controscatti. Davanti lo vediamo ancora anche Martino Fruet, grande protagonista delle ultime stagioni di ciclocross, soprattutto in ambito nazionale. Queste le tavole da saltare prima di affrontare questo grandissimo ponte, molto molto alto, anche abbastanza ripido tra l'altro. Siamo all'interno e siamo durante la chiusura della coidura, cioè della raccolta delle mele. Questa gara ogni anno viene inserita all'interno del ricco weekend, anzi la ricca settimana di appuntamenti della festa di fine coidura, con appuntamenti culturali, appuntamenti enogastronomici e il grande ciclocross che ormai fa tappa qui in Trentino, in Val di Non, da parecchi anni. Bellissima questa immagine che va un po' anche ad accompagnare i vari atleti
appunto in gara, con Cominelli scatenatissimo che sta cercando dopo una partenza non molto felice di andare a recuperare il gap nei confronti del duo di testa, vale a dire Nicolas Samparisi con Filippo Fontana. Dietro vediamo la sfida anche per gli under 23 con Luca Cibrario, con Pescarmona, con Uez, con Marco Pavan. Lo ricordiamo, Filippo Fontana è un under 23, ma comunque c'è sempre anche ci sono le posizioni di rincalzo per completare il podio. Fontana con Samparisi, primi secondi, Christian Cominelli che si avvicina in maniera anche abbastanza irruenta nei confronti appunto del duo di testa. Questo è Fabio Zampese, un altro atleta che ha fatto la scelta coraggiosa negli ultimi anni del passaggio da master, dopo aver vinto praticamente tutto, ha vinto fior di campionati del mondo da master, ha deciso in questi ultimi anni di affrontare ciclocross e mountain bike da elite, togliendosi anche qualche soddisfazione. Intanto Martino Fruet, la grinta di Martino Fruet con Luca Pescarmona e con Luca Cibrario, due under 23, anche qui la differenza di età notevole nei confronti di Martino Fruet, che ha già superato i 40 anni di età ma che continua ancora adesso ad essere uno dei grandi protagonisti del fuoristrada italiano. Quest'anno l'abbiamo visto anche in veste di commentatore tecnico per le prove di Coppa del Mondo di mountain bike e ci vuole Martino Fruet nei campi gara, perché comunque è sempre un atleta sempre molto molto applaudito, soprattutto dai giovani. Questo Christian Cominelli che è riuscito a riprendere Samparisi e Fontana che quando Cominelli passa davanti a tirare fa una fatica terribile. Cominelli tra l'altro sta passando un ottimo momento di forma perché è reduce anche da alcuni successi in mountain bike. Dietro la corsa è letteralmente esplosa con Luca Cibrario, Martino Fruet e Luca Pescarmona che stanno inseguendo. Questo è il gruppo invece di Emanuele Uez con Lorenzo Samparisi, Marco Pavan e Stefano Sala. Stiamo appunto con i primi 10 assoluti. Lo ricordiamo, questa gara internazionale, quindi gara open, non esistono gli under 23 se non per una mera classifica nostra di questo momento. Christian Cominelli ci tiene, vuole vincere qui a Cles, scatti e controscatti, tiene botta ancora Nicolas Samparisi, scatenatissimo, eccolo qua Cominelli, Samparisi a denti stretti a tutta, lo vediamo affrontare ora questo tratto in asfalto prima della rampa finale, e qui siamo sull'arrivo vittorioso veramente per una manciata di secondi, pochissimi, 2 secondi e mezzo di Christian Cominelli, che diventa il primo leader del Mastercross Selle SMP Cycling Caffè Racing Team, la sua squadra. A 2 secondi Nicolas Samparisi, KTM Alchemist Selle SMP. In terza posizione il primo under 23 Filippo Fontana del gruppo sportivo dei Carabinieri. Eccolo qui Filippo Fontana, bravissimo. In quarta posizione, 40 anni non sentirli, per Martino Fruet, Team Lapierre Trentino Alé, staccato di 31 secondi. E saluta tutti Martino Fruet. In quinta posizione il secondo degli under 23, vale a dire Luca Cibrario del Cycling Development Guerciotti. Quindi Luca Pescarmona a chiudere il podio ipotetico degli under 23 della DP66 Giant Team. Andiamo a sentire Christian Cominelli. Cristian, quando ti vedo mi viene in mente le bandiere del 2008 e oggi ancora qua con lo stesso sorriso, la stessa grinta. Sì, sono passati parecchi anni, penso che quello è stato il momento più bello della mia carriera, lo ricordo ancora come fosse ieri. Da lì purtroppo ho dovuto e ho voluto seguire altre strade, non concentrandomi proprio sul ciclocross, e quindi la stagione è sempre stata un po' sacrificata, tra virgolette. Allora, Paolo, comitato organizzatore, tu sei il presidente, lo italiano l'avete già fatto, adesso è una gara internazionale, strizziamo un po' l'occhio a un europeo, perché insomma le condizioni ci sono, anche il brand, mi pare che abbiate veramente dimostrato di avere un percorso internazionale a tutti gli effetti. Ma diciamo che quest'anno abbiamo fatto un lavoro insieme io e Giorgio, lui con la sua esperienza di direttore sportivo di categoria professionisti
e la mia esperienza organizzatrice abbiamo messo giù un percorso che direi ha fatto il salto di qualità, sia prevedendo delle aree specifiche per cui abbiamo il patentino per essere internazionali. Ci piace sognare, se il territorio ci sostiene come noi speriamo e noi pensiamo, penso possiamo sognare alla grande. Come hai detto tu, l'Europeo comincia ad essere una tappa impegnativa, una gara di Coppa del Mondo, ci può fare tante cose. Direi che la Val di Non ne merita e noi faremo di tutto per fare qualcosa di buono. Giorgio, tuo papà ha parlato che insomma siete maturi per organizzare eventualmente un europeo. Tu sei andato in bicicletta e hai saputo anche, diciamo, in collaborazione con Pontoni disegnare un percorso accattivante, ma possiamo crederci? Sì, quest'anno il percorso, a detta di tutti, è stato molto bello, molto duro. La pioggia dei giorni scorsi ha creato un po' di fango che sicuramente l'ha reso ancora un po' più ciclocross rispetto agli anni scorsi, dove erano giornate autunnali quasi estive. Quindi sì, ci possiamo credere, possiamo ancora migliorare, possiamo fare grandi cose. Da Class è tutto, un caro saluto da Ilenia Lazzaro, vi ricordiamo che la settimana prossima manderemo in onda un'ampia sintesi dedicata alle categorie giovanili e alle categorie amatoriali, sempre su Scratch, sempre su Canale Italia 84. Sostenibilità, rispetto per l'ambiente, design italiano, dal 1968. Epoca Spa, nebulizzatori, pompe a pressione e tutto per il giardinaggio vi dà appuntamento tutti i mercoledì alle ore 20 su Canale Italia 84 del digitale terrestre con Scratch, settimanale di ciclismo. Epoca Spa, visita il nostro sito www.epocaspa.com.